Amici di Fanner, appassionati di calcio a 5, ben ritrovati dal Circolo Canottieri di Tevere Remo in Roma. Questa è la 19ª giornata della Serie C2. In campo ci sono i padroni di casa della Tevere Remo contro il Monte San Giovanni. Questi poi sono ultimi pure. Inizia in questo momento il match con il primo possesso per i padroni di casa che vanno subito al tiro. Prima risposta per Graziani per gli ospiti. La Tevere Remo è ora in difesa, in attesa degli avversari che manovrano dalle retrovie con Capitan Villani. Subito palla lunga, pericolosa in area di rigore. Gestisce Guancioli, allarga a destra, scambia con un compagno. Ancora Guancioli, metà campo avversaria. C'è un tocco di mano non ravvisato. Guancioli col destro, primo calcio d'angolo in favore della Tevere Remo. Ci sarà un cambio del pallone. Guancioli alla battuta. Palla morbida in mezzo, che forse un tocco. Col destro ancora Guancioli, calcio d'angolo, c'era forse un fallo, una spinta da parte di Signorelli, non ravvisata però dal direttore di gara. Ancora Guancioli, secondo calcio d'angolo direttamente in porta. Risponde Graziani. Sarà sempre tiro dalla bandierina con la punta Guancioli. Palla direttamente in fallo laterale dalla parte opposta. Deviata però sarà ancora per la Tevere Remo. Battuto corto, ancora una conclusione. È partita forte in questo avvio la squadra di casa che deve vendicare la sconfitta nel turno precedente. Taflan, Villani. Buono il contrasto di Guancioli. Tenta di alleggerire la pressione, la formazione ospite. Sbaglia il disimpegno adesso. Guancioli, 1 contro 1, se ne va sull'out di sinistra. Ben contrastato da parte di Taflan. Dunque rimessa dal fondo con le mani, comoda per Graziani. Villani cambierà il pallone che verrà restituito agli ospiti. Graziani può gestire con i piedi. Villani. Guancioli, buono il contrasto ma deve concedere un fallo laterale.
ancora Villani, lungo, anticipato con Mattei, sarà calcio d'angolo, anzi no, una rimessa laterale in zona offensiva, subito battuta, il tentativo col sinistro da parte di Checchetelli, Murato, Villani, ancora Checchetelli, si avventura in un dribbling, potrebbe costargli caro, mantiene comunque il possesso del pallone, lo serve dietro per Villani, buona la verticale, anticipo di Guancioli però, recupera bene il pallone, ora Milani, Guancioli, per Antonica, ultimo uomo in questo istante, lungo, Signorelli, tentano lo scambio i due, bene Villani, adesso una buona azione offensiva in contropiede, il tentativo, primo calcio d'angolo per gli ospiti, subito battuto, al limite dell'area il tentativo col destro, Murato, Antonica, per Signorelli dalla parte opposta, 1 contro 1, supera Villani, col destro, Murato ancora una volta, Guancioli alimenta l'azione, sull'out di destra c'è Antonica, palla messa in mezzo, Graziani con i piedi, Guancioli, 1 contro 1, se ne va sulla destra, prova il destro, risponde Graziani, ancora Guancioli in possesso del pallone, sbaglia il controllo, va bene però Antonica, contro 3, perde il pallone, contropiede, da quest'altra parte Checchetelli, Antonica ha un tunnel rischiosissimo in area di rigore, efficace comunque, lancio lungo da parte di Guancioli, non può arrivare Milani, sarà rimessa laterale per il Monte San Giovanni, che ha rischiato in avvio, prova adesso a imbastire l'azione dalle retrovie, Villani, non ci sono maglie blu, facile l'intervento per Elia Lucarelli, estremo difensore di casa. Guadagna un buon fallo laterale Milani. Dall'altra parte c'è Signorelli. Tocco centrale per Guancioli che allarga sulla sinistra. La puntata di Milani. Palla abbondantemente al lato. Villani, lungo per Checchetelli. Si gira. Tocco verticale. Milani protegge bene il pallone che rimane in campo. Sarà contropiede. Guancioli, 1 contro 1. Se ne va sulla destra. Fermato forse con un fallo. Primo calcio di punizione. Andrà Antonica alla battuta, forse proprio Guancioli che ha subito il fallo. Fischia l'arbitro, parte Guancioli, la finta, Antonica, ancora Guancioli, era uno schema, capisce tutto Villani. Taflan, Villani, cerca il passaggio lungo per Checchetelli. E si gira bene, mantiene il possesso della sfera, attaccato da due avversari, vince un rimpallo, ancora Checchetelli, si imbola, ha la palla sul sinistro, la toglie il compagno, ancora Checchetelli, palla sul fondo, prima occasione per gli ospiti. Distratta qui la difesa del Tevere Remo. Guancioli vuole rispondere subito. Antonica dall'altra parte sbaglia in impostazione la squadra di casa, stordita dall'occasionissima capitata sui piedi di Checchetelli. Il Monte San Giovanni, nonostante l'ultimo posto, sta giocando un'ottima gara finora. Adesso sbaglia però in impostazione, recupera palla Antonica. Villani difende benissimo il pallone che esce sulla fascia di sinistra, rimessa difensiva, battuta lunga, lascia scorrere Milani, comoda la presa di Lucarelli.
Lani per Guancioli che mantiene a fatica il pallone in campo. Guancioli se ne va. Prova la puntata e c'è il vantaggio della Tevere Remo, firmato Guancioli che apre la gara 1-0. Quando siamo giunti al 10° minuto del primo tempo, gran gol di Guancioli che trova il suo 6° centro stagionale. Sotto di un gol il Monte San Giovanni, tenta subito di riportarsi in avanti, spreca la rimessa, in questo caso Checchetelli, con calma Guancioli adesso, la Tevere Remo ha sbloccato la partita, Milani, giro palla buono per Guancioli, verticale, buono l'inserimento, protegge l'uscita del pallone Graziani, Antonica, Milani, scambiano i due, con calma adesso la Tevere Remo, Guancioli può caricare il destro, palla che lambisce il montante alla destra di Graziani, nulla di fatto. Si abbassa Taflan, riceve il pallone, scambia con Villani, Checchetelli, attaccato da dietro, non c'è fallo, Milani, per Signorelli col sinistro. Era una buona chance. Taflan, ottimo l'aggancio. Attaccato da due avversari con il fallo. Un calcetto da dietro da parte di Guancioli. Subito battuto il calcio di punizione. Checchetelli, 1 contro 1. L'altra parte per Taflan che non aggancia il pallone. Era in buona posizione per battere a rete. Antonica. Con calma come al solito la squadra di casa. Muove il pallone, sbaglia il passaggio Guancioli. E allora rimessa, subito battuta. Checchetelli, 1 contro 1 a destra. Non ha spazio, dovrà probabilmente ricominciare all'indietro. Così è per Taflan. Lancio lungo per Villani, irraggiungibile. È entrato nel frattempo Cerasaro per la squadra di casa, andato a prendere il posto di Milani. Antonica, attaccato da due avversari, scarica all'indietro. Di Suola, Cerasaro ancora. Riesce a far passare la palla sotto le gambe, adesso 2 contro 1. Sulla sinistra il passaggio completamente sbagliato da parte di Mattei. Era un'ottima chance in contropiede. Guancioli, sempre lui a gestire l'impostazione iniziale dell'azione offensiva della Tevere Remo, che si trova in vantaggio per 1-0. Guancioli ancora, sulla sinistra, Signorelli con la punta. Angolo ridotto per il numero 9 che non ha potuto trovare la porta. Taflan non aggancia il pallone. Ancora rimessa in gioco per la Tevere Remo, che forte del vantaggio, si porta spesso in avanti. Adesso Signorelli si gira col destro, Graziani, Cerasaro, 1 contro 1, tenta la puntata, miracolo di Graziani che tiene in partita i suoi. Alla battuta Cerasaro, ottimo il suo impatto sul match, tenta la rimessa tesa in area di rigore, c'è il calcio d'angolo. Guancioli all'indietro per Antonica, ancora Guancioli, rischia il contropiede, non può agganciare Checchetelli e dunque Antonica con calma per Cerasaro, muove il pallone sulla destra dove c'è Guancioli, ancora cambio di lato, Guancioli tenta un tiro cross, Antonica, murato, Checchetelli spreca un ottimo pallone. Guancioli, il playmaker della squadra di casa, cerca in profondità Signorelli, non lo trova.
Rimessa in gioco, subito battuta per Villani. Checchetelli difende il pallone. All'attacco di Antonica e Signorelli. Ne esce molto bene. Addirittura dall'altra parte di Suola. Serve Villani. Verticale. Per Mattei ancora Checchetelli, 1 contro 1. Checchetelli, l'uscita provvidenziale di Lucarelli. Occasionissima, 1 contro 1 per gli ospiti. Il mezzo, il calcio d'angolo battuto, c'è il gol da parte di Mattei, il pareggio del Monte San Giovanni al 15° minuto del primo tempo. Errore difensivo per la Tevere Remo, tutto da rifare per i padroni di casa. Lungo lancio in avanti, smanacciato in angolo da Graziani, spesso impegnato in questa prima frazione. Chiamano lo schema i giocatori in maglia bianca. Signorelli, anzi era Guancioli il palo, clamoroso. Difende palla Guancioli, palo clamoroso. Subito chance per riportarsi in vantaggio. Ancora Guancioli, supera un paio di avversari, allarga sulla destra, palla in mezzo e c'è il gol, il vantaggio nuovamente per la Tevere Remo, 2-1. Ha segnato De Matteis per la Tevere Remo, il neo entrato. Si riporta subito in vantaggio la squadra di casa. Checchetelli difende palla ad Antonica. Alla fine se la trascina fuori. Cerasaro all'indietro per Guancioli. De Matteis. Tavlan deve nuovamente rimontare allo svantaggio la squadra ospite. È entrato anche Pirri nel frattempo per il Monte San Giovanni. Cerasaro, ottimo lo stop di De Matteis. Guancioli, ancora De Matteis dal limite dell'area. De Matteis sbilanciato forse da dietro. Villani. Tavlan lungo in avanti, stacca Antonica e mette in fallo laterale. Alla battuta il solito Checchetelli. Villani tenta la battuta diretta in porta, murato da De Matteis. Checchetelli, sempre lui, stoppa il pallone, serve sulla sinistra Capitan Villani. Tenta la battuta a rete, il palo clamoroso e poi la palla che rimbalza sulla schiena del portiere. Calcio d'angolo. Alla battuta Pirri, intercetta De Matteis, parte il contropiede, De Matteis messo giù da Villani, calcio di punizione proprio di fronte alla panchina di casa. Ottimo l'ingresso in campo di De Matteis, che ha trovato il gol del 2-1. Sta fornendo un'ottima prestazione. De Matteis con la punta. Il tiro fuori. Villani allarga dall'altra parte dove c'è Checchetelli, che ha cambiato lato. Intercetta il passaggio Antonica. Che recupera anche il pallone. Tenta subito di metterla in mezzo dove c'era De Matteis. Cerasaro. C'è forse un fallo su Pirri, così è calcio di punizione in fase difensiva per il Monte San Giovanni. Pirri, filtrante sbagliato. Villani cambia bene lato dove c'è Checchetelli, 1 contro Milani. Il mancino attaccato ora da 3 avversari, tenta di liberarsi del pallone, non ci riesce. Il rimpallo sfavorisce Antonica.
Sarà ancora fallo laterale in zona difensiva per gli ospiti, che hanno avuto un'occasionissima sul 2-1 per portarsi nuovamente in parità. Il palo colpito però da Villani ha spento ogni tipo di speranza. Taflan attaccato da Cerasaro, pressa altissimo adesso la Tevere Remo, in difficoltà il numero 10, deve liberarsi del pallone, recupera bene Cerasaro che poi si trascina il pallone fuori. Pirri non ha concesso distanza, fallo laterale in favore del Monte San Giovanni. Villani sulla sinistra dove c'è il solito Checchetelli, ancora il capitano degli ospiti, cerca Pirri che regala il pallone agli avversari. Allora Milani, giro male il pallone, adesso Taflan, l'uscita provvidenziale di Lucarelli, ancora una volta salva i suoi da un errore in fase di appoggio, stava rischiando ancora una volta la Tevere Remo. Cerasaro, il tocco corto per De Matteis, scambiano i due. Antonica, attaccato da due avversari ora. Mono al triangolo, Cerasaro, l'intervento di Villani, 3 contro 2 adesso. Checchetelli, ha la palla sul sinistro, tenta il piazzato. Villani, ancora la palla sul destro, lo tenta, blocca Lucarelli. Antonica sbaglia il passaggio in avanti. 3 minuti più recupero eventuale alla fine di questo primo tempo, che vede per ora il vantaggio della Tevere Remo 2-1. Checchetelli, la palla sempre sul sinistro, non glielo concedono gli avversari, deve ricominciare. Taflan allarga il solito numero 7 che guadagna una buona rimessa in zona alta, battuta di fretta e male. Antonica scevola al piede, si porta la palla sul destro, dall'altra parte per De Matteis che sigla la sua doppietta personale e c'è il 3-1 per la Tevere Remo quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. De Matteis viene sostituito non appena ha segnato il gol del 3-1. Ancora una volta da Signorelli. Risultato ora pesantissimo per il Monte San Giovanni. Villani, lungo per Pirri, forse spinto da dietro, non secondo l'arbitro. Signorelli, fallo e calcio di punizione, questa volta per la Tevere Remo. Fallo commesso da Checchetelli, è rientrato anche Guancioli intanto. Andrà proprio lui alla battuta, o forse Antonica. Vediamo se ci sarà lo schema. 2 uomini in barriera scelti da Graziani. Se ne va Guancioli. Parte Antonica con i pugni Graziani. 1 minuto alla fine. Milani. Il cerchio centrale lascia sfilare Antonica pericolosamente per Guancioli che se la cava bene. Con la suola all'indietro per Milani. Ancora Guancioli cercato dai compagni, sbagliato il passaggio. 30 secondi alla fine. Checchetelli. Villani. Ancora Checchetelli. Non c'è spazio. Se lo crea Checchetelli. Il rimpallo lo sfavorisce. Sarà comoda la rimessa in gioco dal fondo per Lucarelli. Guancioli ha la palla sul destro, attaccato da 2. Cerasaro guadagna una rimessa in gioco in zona alta. Signorelli si gira, non trova lo spazio per battere a rete. Pirri
ultimi secondi di gara, l'anticipo di Ceresaro, scambia con Signorelli, la palla in mezzo, il miracolo di Graziani che tiene a galla i suoi. Taflan di testa, non trova Pirri. Rimessa in gioco, battuta da Milani lunga, la chiama Graziani e la fa sua. Cecchetelli mantiene il pallone in campo, Taflan attaccato regolarmente, Villani, il rimpallo favorisce Pirri che si deve girare, Guancioli gli sporca il pallone e lo guadagna a favore della Tevere Remo. Si fa male poi Pirri, sportivamente Guancioli la mette in fallo laterale. Restituito il pallone alla squadra di casa. Ceresaro vince il rimpallo, fermato da Mattei. Villani dall'altra parte c'è Cecchetelli, ha la palla sul sinistro, il suo piede prova il piazzato, la parata di Lucarelli in calcio d'angolo. Taflan col sinistro sulla battuta veloce di Cecchetelli, palla sul fondo. Guancioli, sempre lui a iniziare la manovra. Pallonetto sbagliato di Ceresaro in avanti, rimessa in gioco, battuta corta in favore di Villani. Non c'è pressione nella metà campo avversaria da parte della Tevere Remo. Arriva adesso Cecchetelli, tenta il filtrante per Mattei. Taflan attaccato, si chiude bene adesso la Tevere Remo. Villani, il rimpallo porta il pallone nelle mani di Graziani. Guancioli, filtrante in avanti, chiede lo scambio, lo ottiene a Signorelli, ancora Guancioli con la punta, con i piedi, la risposta di Graziani 2 volte anche su Signorelli. Il migliore forse dei suoi, Graziani. Calcio d'angolo con la punta Signorelli, anzi era il solito Guancioli. Ancora calcio d'angolo, c'è probabilmente un controfallo. La rimessa in gioco infatti è per il Monte San Giovanni. Villani allarga sulla sinistra, sbaglia il controllo Taflan, ancora rimessa in gioco. La palla staziona pericolosamente davanti alla linea, la salva Taflan, contropiede, Cecchetelli, va col sinistro, Lucarelli, sempre lui a dire di no. Villani se ne va in mezzo a 3, Villani la mette in mezzo, sul secondo palo c'è Cecchetelli, la parata di Lucarelli, ancora Cecchetelli, fermato regolarmente da Milani. Si lamenta il numero 7 degli ospiti, ma non ravvisa l'irregolarità il direttore di gara. Rimessa laterale per il Monte San Giovanni. Villani tenta la battuta, time out richiesto dalla formazione di casa. La rimessa laterale, anzi dal fondo, Lucarelli, serve corto il difensore Antonica. Guancioli
Rischiosissimo il passaggio in orizzontale, deviato, sarà ancora rimessa laterale. Lungo il pallone in avanti, Signorelli tenta di raggiungerlo, difende bene Villani. Mattei, Guancioli si allarga sulla sinistra, non c'è spazio, se la riporta sul destro, dall'altra parte il passaggio intercettato, può partire Cecchetelli, Taflan ha la palla sul destro, non è il suo piede e si vede. Guancioli, scambia con i compagni, ancora Guancioli per Antonica, tenta addirittura il destro da distanza siderale, pallone largo non di molto. Taflan trova un po' di spazio, Lucarelli con calma prova a servire Valentini che non controlla. Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara prima del fischio finale del primo tempo. Antonica si ferma, serve Guancioli, di esterno in avanti, difende bene il pallone Signorelli dall'attacco di due avversari. Antonica tenta il destro, palla alzata in angolo da Graziani. Sarà probabilmente l'ultima occasione in questo primo tempo e sarà per la squadra di casa. Il calcio d'angolo sarà battuto dalla parte opposta come comandato dall'arbitro. Signorelli, murato, 1 contro 1 di Cecchetelli, buona chance, Cecchetelli, intervento difensivo perfetto di Antonica. Cecchetelli, sempre sul mancino, tenta un filtrante in avanti, l'arbitro fischia alla fine di questo primo tempo, 3-1 per la Tevere Remo, al termine dei primi 30 minuti. Sta per riprendere il secondo tempo, squadre schierate a campi invertiti. La Tevere Remo è in vantaggio per 3-1 al termine dei primi 30 minuti di gioco. Si attende il fischio dell'arbitro. Inizia adesso la ripresa. Possesso per il Monte San Giovanni. Cecchetelli. In avanti per Taflan, che può andare col sinistro. Prima occasione della ripresa per il Monte San Giovanni, che deve recuperare 2 gol. Milani. In avanti è rientrato De Matteis, autore di una doppietta che ha consentito alla Tevere Remo di portarsi sul 3-1. Antonica scambia con Guancioli, De Matteis col destro davanti alla porta, l'errore clamoroso di Guancioli, poteva essere il gol del 4-1. Villani, Cecchetelli, lascia lì il pallone alla per Taflan, attaccato regolarmente però, dunque nulla da segnalare per il direttore di gara. Guancioli, 1 contro 1, gli sporca la traiettoria a Cecchetelli. Antonica sempre in possesso, chiede e ottiene lo scambio con Guancioli, capisce tutto Villani, contropiede, 3 contro 2, rientra bene la difesa della Tevere Remo e c'è anche l'intervento di Guancioli che ricaccia via la pressione del Monte San Giovanni, che ha bisogno di un gol per riaprire la contesa. Taflan, Cecchetelli, deviato il suo filtrante, mantiene il pallone in campo Lucarelli.
Scambiano come sempre dalle retrovie i ragazzi in maglia bianca. Ora la trama viene interrotta per un errore in fase di appoggio. Comoda la rimessa in gioco. Davanti alla porta c'è il gol da parte del numero 10 Guancioli, che sigla la sua personale doppietta, 7° gol stagionale e 4-1. Prende il largo dunque la squadra della Tevere Remo. 4-1 adesso il parziale. Errore di Villani che innesca la pressione feroce da parte della Tevere Remo. De Matteis è solo davanti al portiere. Ancora De Matteis, stavolta la grande parata di Graziani. Guancioli, teso in mezzo, colpisce proprio De Matteis, rimessa dal fondo. Villani, lungo, intercettato dal solito De Matteis. Milani, Guancioli, 1 contro 1. Tenta la puntata deviata e c'è il gol del 5-1, tripletta di Guancioli. Dilaga in questa ripresa la Tevere Remo. Vicinissima ora la vittoria contro l'ultima in classifica, il Monte San Giovanni. Adesso deve scalare una montagna ripidissima. Villani tenta di buttarsi il pallone sul destro, attaccato da 2, appoggia Checchetelli, lungo in avanti per Mattei, autore del gol del momentaneo pareggio. De Matteis non arriva sul pallone. Villani vince un rimpallo, 3 contro 2. Villani, ottimo il tunnel e poi la parata di Lucarelli in uscita. A dire di no, grandissima azione offensiva di Villani. Calcio d'angolo, quello di Taflan. Checchetelli. Dall'altra parte ancora il numero 10. Contropiede adesso Guancioli, allarga per Milani. C'è un fischio dell'arbitro, calcio di punizione in favore degli ospiti che possono respirare. Lungo il pallone, ancora Antonica in area di rigore, esce adesso, può appoggiarsi all'indietro, gli chiude la linea di passaggio Villani, andrà sempre Antonica alla battuta. Milani si allarga e riceve Guancioli, ottimo il controllo di esterno. Milani sul secondo palo, De Matteis, palla sul palo, il destro di Milani, murato, Guancioli, anche lui, pallone sul fondo, comoda la rimessa in gioco per Graziani. Sempre Taflan alla battuta, scambia, riceve il pallone, adesso Villani, chiuso in difesa la squadra della Tevere Remo che non concede spazi. Villani sempre in possesso di palla, lungo il pallone, tenta di girarsi il nuovo entrato Sestili. Checchetelli, non c'è spazio, deve ricominciare la squadra ospite, sotto di 4 gol adesso. Sestili si gira bene, esce come al solito Lucarelli.
Signorelli. È rientrato il numero 9. Antonica. Semina un paio di uomini. Contropiede. Stoppato ancora una volta da Antonica. 3 contro 2. Ennesimo errore in fase di appoggio. Sestili. Toccato duro. Non c'è fallo secondo il direttore di gara. Rimessa in gioco. Battuta da Antonica. Milani. Antonica tenta la battuta a rete in 2 tempi Graziani. Tavlan in area di rigore, deve liberarsi del pallone, esce bene. Il suggerimento di Villani intercettato, sarà ancora fallo laterale. Checchetelli attaccato irregolarmente da Lucarelli. Calcio di punizione subito battuto da Villani per Taflan. Checchetelli difende benissimo il pallone, se ne va sulla sinistra, tenta la conclusione con i piedi, mette in calcio d'angolo Lucarelli. Villani direttamente col destro. Ancora una grande risposta di Lucarelli. Sempre Villani, questa volta non inquadra lo specchio della porta e sarà rimessa in gioco per la Tevere Remo. Lungo il pallone, stop di Signorelli non è perfetto, consente la rimessa in gioco alla squadra ospite. Taflan supera adesso la linea mediana del campo, si appoggia a Villani che sbaglia l'apertura. C'è anche il problema del sole in questo secondo tempo per la squadra ospite, che deve rimontare 4 gol alla Tevere Remo. Lungo il filtrante in avanti, intercettato da Taflan, che difende molto bene il pallone, lo scarica all'indietro per Villani con l'esterno. Scambio di fascia tra Lucarelli e Milani per la Tevere Remo. Milani sbaglia il passaggio. Taflan 3 contro 2 col tacco. C'è Checchetelli che col sinistro prova a riaprire la partita. 5-2. Il gol del Monte San Giovanni distratta la difesa di casa, che si è un po' addormentata dopo il gol del 5-1 e adesso deve stare attenta se non vuole subire la rimonta. Rientra in campo Cirasaro. Lucarelli all'indietro, Antonica. Signorelli difende il pallone da Villani. Signorelli messo giù, calcio di punizione da buona posizione per la Tevere Remo. Appena fuori dall'area di rigore. Conta i passi l'arbitro. Due uomini in barriera scelti da Graziani. Antonica, ma lui col destro, palo! Villani lungo. Sestili prova a contendere il pallone da Antonica. Cirasaro, c'è superiorità numerica adesso. Sbaglia completamente Cirasaro, innesca la ripartenza di Taflan. Taflan col sinistro non riesce a servire un compagno e neanche a tirare. E allora nuovo contropiede, 2 contro 2. Lucarelli ferma tutto Villani. Viene steso poi il capitano ospite dal numero 3. Ci sarà calcio di punizione. Sestili in avanti, tenta di girarsi,
È presente Lucarelli. Villani può andare col destro. Sballata la sua conclusione. Pallone alto sul fondo. Antonica. Signorelli difende bene il pallone, lo scarica all'indietro. Attaccato Lucarelli da Taflan. Lucarelli, 1 contro 1 con Villani. Vince il rimpallo, se ne va Lucarelli. Tenta la conclusione con l'esterno, palla sul fondo. Chicchetelli. All'indietro per il solito Villani. Guadagna un buon fallo laterale adesso il numero 7. Chiusa la difesa di casa. Difficile trovare spazi, infatti Antonica recupera il pallone. Ottimo il gioco di gambe, sempre Antonica. Si allunga il pallone. Graziani in presa bassa. Può far su il pallone. Lucarelli. All'indietro per Antonica. Signorelli allarga ancora. Tenta di gestire il possesso del pallone in questa frazione. Lo perde Lucarelli. Allora Taflan. Per Sestili. Rientra sul destro. Murato dal numero 3 di casa. Chicchetelli. Attaccato da Guancioli. Uno contro uno di Chicchetelli. Lo ferma come al solito Guancioli. La rimessa in gioco è per la squadra di casa. Quando siamo giunti al 15° minuto. Se n'è andato anche il terzo quarto di gara. In vantaggio la Tevere Remo per 5-2. Taflan recupera il pallone, lo mantiene anche in campo. In avanti, sempre Taflan. Col destro Mattei. Si distende sulla sua destra Lucarelli. E serve subito Guancioli. Non ha fretta la Tevere Remo di affondare. Tenta l'1 contro 1 Guancioli. Si allunga forse il pallone. Riesce comunque a concludere la parata di Graziani. Alla battuta sempre il numero 10. Con la punta in mezzo. Signorelli sfiora il gol del 6-2. Ha potuto concludere da ottima posizione. Villani per Mattei. Ha un po' di spazio, preferisce servire il suo capitano che allarga da quest'altra parte per Taflan. Serie di finte. Fermato da Guancioli, uno dei migliori in campo. Villani. Lungo per Taflan. Sbaglia il controllo e favorisce il recupero di Antonica. Signorelli. Non mantiene in campo il pallone. Rimessa in gioco. Villani allarga subito per Mattei che ha un po' di spazio. Lungo per Chicchetelli. 1 contro 1 con Maccaferri. Palla che rimane sul fondo pericolosamente. Taflan, il salvataggio sulla linea da parte di Guancioli. Occasionissima in favore della squadra ospite per riaprire ufficialmente la contesa. Chicchetelli dalla parte opposta dove c'è Villani. Tiro cross, non trova compagni. Rimessa in gioco.
Guancioli, tre quarti campo per Maccaferri, buono l'1-2, tenta di entrare in area Guancioli, attaccato da due avversari, guadagna un ottimo calcio di punizione, il massimo da quella situazione. Protestano i giocatori in maglia blu, evidente il contatto, sorta di corner corto. Solo un uomo in barriera, parte Guancioli, dall'altra parte Signorelli ha un'occasione, la mette dentro, il gol del 6-2 al 18° minuto del secondo tempo, ha segnato Signorelli. Si riporta a distanza di sicurezza la Tevere Remo, 6-2 in questo momento. Contropiede Signorelli, 1 contro 1 con Graziani. Signorelli, il miracolo del portiere ospite. Nuova azione offensiva. Sbaglia completamente la conclusione Mattei, palla sull'esterno della rete. Squadre lunghe adesso. Milani supera la metà campo. Intervento di Taflan che sterza e serve Villani all'indietro. Chicchetelli, non c'è fallo da parte di Maccaferri. Maccaferri per Guancioli. Rimessa in gioco in zona difensiva, era battuta dal numero 13 Maccaferri. E tenta di portarsi nell'area avversaria, cross deviato da parte di Milani. Calcio d'angolo dalla parte opposta. Andrà proprio il numero 6 che lo ha guadagnato a batterlo. Pallonetto. Signorelli ha la palla sul sinistro. Ottima la chiusura di Villani. Taflan per Villani, 1 contro 1, 3 avversari su di lui. Checchetelli allarga bene. Taflan col tacco in mezzo, la puntata di Checchetelli, disturbato al momento della conclusione. Non c'è fallo però per il direttore di gara. Guancioli supera un po' gli avversari, la palla sul destro. Se la porta sul sinistro, poi prova di punta. Murato, Chicchetelli, c'è un fallo fischiato a Maccaferri che ha strattonato letteralmente il numero 7. Taflan, 1 contro 1, scarica all'indietro. Lunga, buona il pallone in avanti, non lo controlla Mattei. Guancioli con la suola, libera. Calcio di punizione e quinto fallo cumulativo contro la Tevere Remo. Taflan, Murato, Villani. Tenta la conclusione anche lui. In angolo, si distende sulla sua sinistra e para Lucarelli. Villani ancora deviato. Sale la pressione del Monte San Giovanni. È un po' stanco forse adesso la squadra della Tevere Remo. Checchetelli, palla alle stelle. Lancio lungo con le mani di Lucarelli, irraggiungibile per il neo entrato Valentini. Taflan. Sbagliato il filtrante, Guancioli. Taflan. All'indietro per Mattei, anticipato dall'intervento di Guancioli. Villani. Ha giocato tantissimi palloni il capitano della squadra ospite. Chicchetelli.
Sempre Checchetelli, filtrante buono per Mattei, anticipato da Guancioli che fa ripartire il contropiede. Valentini, fallo da parte di Taflan, calcio di punizione per la Tevere Remo. Milani sul secondo palo, Signorelli, anzi era Valentini, 1 contro 1 adesso. Pirri, la parata di Lucarelli e poi l'intervento di Milani in calcio d'angolo. C'è solo Villani che riceve il pallone, prova la battuta, palla ancora alta. Guancioli semina 2 avversari, ancora Guancioli, ferma tutto Taflan. Non c'è fallo di Guancioli. Maccaferri, lungo per Valentini che stoppa male il pallone, glielo toglie infatti Villani. Calcio di punizione e sesto fallo cumulativo. Ci sarà il tiro libero per la squadra ospite. Toccato duro Villani, si rialza adesso. Vediamo chi andrà alla battuta, se Checchetelli o proprio Villani. Andrà Villani. Tiro libero dunque, Villani contro Lucarelli. Rettifica la distanza il direttore di gara. Parte Villani col destro e c'è il gol del 6-3 per il Monte San Giovanni al 25esimo minuto del secondo tempo. Cinque minuti alla fine della partita. Maccaferri, Villani ha una buona chance adesso. Il Monte San Giovanni che deve attaccare a pieno organico se vuole riaprire questa gara. Pirri col destro, altissimo il pallone. Antonica, lungo Maccaferri, anticipa Villani. Pirri, attaccato da dietro, non c'è fallo. Taflan, Villani, Checchetelli, trova un pertugio per Taflan che serve ancora Villani, prova con la punta il capitano De Matteis. Non c'è fallo su di lui. Pirri tenta la conclusione, chiuso dalla difesa di casa. Checchetelli col sinistro a giro, palla di un soffio fuori. Ultimi minuti di gara. Ottimo il numero di Antonica che se ne va a 3 avversari. Ancora Antonica, ferma tutto Pirri. Ribaltamento di fronte. Pirri per Checchetelli. La parata di Lucarelli in 2 tempi. Ha sprecato ancora un'altra chance la squadra ospite. Maccaferri. Squadre spaccate in 2 adesso. Cerasaro, De Matteis, Antonica allo spazio per il tiro, deviato. Rimessa laterale vicinissima alla bandierina del calcio d'angolo. Palla in mezzo che sfila pericolosamente davanti a tutto lo specchio della porta. Checchetelli tenta di prendere il centro, serve Taflan sull'out di sinistra, chiuso da Antonica. Sempre Checchetelli in possesso. Villani, palla lunga, la mantiene in campo. Tenta la conclusione sull'esterno della rete. Lancio lungo, stoppa benissimo Antonica. La parata di Graziani, calcio d'angolo. 3 alla fine più recupero. Chiamano lo schema i giocatori della Tevere Remo. Guancioli rischia di perdere il pallone, lo serve bene all'indietro. Antonica, la conclusione di controbalzo, palla altissima. Pirri ha un po' di spazio per salire.
Taflan tenta di riservirlo ancora, l'uscita di Lucarelli. Villani non riesce a contrastare De Matteis, che prova a sfondare, recupera il pallone. De Matteis all'indietro, Antonica. Cerasaro può gestire il possesso del pallone, la squadra di casa, pallonetto in avanti, chiude tutto Villani, ma sarà rimessa laterale. Time out. Riprende ora la gara, ultimi 2 minuti, poi sarà soltanto recupero. Antonica, fermato da Taflan, deve appoggiarsi a Guancioli, ultimo uomo. Antonica mantiene ottimamente il possesso della palla. Guancioli sbaglia il passaggio, adesso un'ottima occasione, 1 contro 1, grandissima la parata del neoentrato portiere Giannini. De Matteis, spaccata Pirri, la recupera. Taflan è ultimo uomo, deve liberarsi del pallone. Semina De Matteis con una serie di finte. Va lungo per Checchetelli, 1 contro 1, c'è solo Guancioli di fronte a lui. Checchetelli, l'ottima uscita di Giannini, reattivo. Taflan prova la battuta al volo col mancino, palla altissima. Antonica deve soltanto far girare il pallone in questi ultimi secondi. Chiama adesso il recupero, il direttore di gara, sarà soltanto 1 il minuto di recupero. Cerasaro, dall'altra parte Antonica, pallonetto per Guancioli, che di controbalzo segna un grandissimo gol che chiude la partita, 7-3, quarto gol in questa partita per Guancioli. Risultato pesantissimo per il Monte San Giovanni. Taflan, destro deviato, ottima la risposta di Giannini con i piedi, contropiede, l'ultima chance in questa partita. De Matteis, Cerasaro, il palo colpito clamorosamente dal numero 8. Taflan poi mette in calcio d'angolo, pasticcio difensivo del Monte San Giovanni. Fischia l'arbitro, finisce qui la partita tra la Tevere Remo e il Monte San Giovanni. I padroni di casa si portano a 29 punti in classifica, sempre più ultima invece la compagine del Monte San Giovanni.